Scuole sporche, si naviga a vista. Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, ha chiesto ai genitori di pazientare ancora 4 giorni, convinto che Manutencoop e Ufficio Scolastico Regionale, uniti in una task force creata ieri, riescano a trovare la quadra dopo un giro ispettivo nelle scuole per capire dove e con quante ore di lavoro intervenire. Inoltre Cuttaia ha chiesto aiuto alla Regione Veneto e in particolare all'assessore regionale Donazzan per creare un tavolo per le dipendenti della cooperativa. Insomma, la soluzione immediata che tutti speravano non è arrivata. Del resto, se non ci sono i fondi, la prefettura non se li può inventare. L'aiuto aggiuntivo giunto dal Ministero serve per occupare le addette un'ora in più e per alcune soltanto 15 minuti. Poca cosa se si pensa che da 30 ore ciascuna sono passate a sole 7 ore di lavoro. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, definisce l'aiuto non sufficiente e dal 1° marzo dice potrebbe essere peggio. L'unica soluzione è che Manutencoop e lavoratrici anticipino denaro e lavoro in attesa degli stanziamenti da Roma, che per il momento non ci sono. Per quanto riguarda le addette, però, i sindacati non ci stanno e hanno confermato lo sciopero per il 6 febbraio prossimo. E la mediazione del prefetto non è riuscita nemmeno a fermare l'altro fronte, quello della battaglia giudiziaria che si stanno preparando ad affrontare i genitori per chiedere il risarcimento dei danni causati alla salute dei ragazzi. La polvere avrebbe provocato crisi respiratorie in più di qualche caso. Anche se l'ASL 12 ha dichiarato di non aver trovato situazioni in cui si configuri il rischio di salute pubblica, non esclude che si possa profilare per il futuro.